Bene raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, Leeds United, Fulham, all'Ellen Road, ragazzi il Fulham ha 2 punti, quindi la dobbiamo vincere assolutamente. Siamo con la titolare, speriamo bene, fioi, speriamo bene. Eh, Adesso voglio allenare un po' i giocatori nell'intesa perché ancora non li vedo molto affiatati in questo secondo anno, però questa la dobbiamo vincere ragazzi a tutti i costi. Voglio la vittoria appunto. Voglio la vittoria appunto, vai. Ellen Road. Un solo grido, un solo allarme, tutto il mondo in fiamme. Vai Fioi. Deve scattare l'ora del Leeds United. Oh Leeds United, oh Leeds United. Gol del West Ham, United in svantaggio. La prossima partita sarà Capital One contro la United. Ci faremo le bombe. Occhio. Comunque il Fulham è ultimo, non ha proprio una squadraccia. Ma dai, ma Dio po'. Witty. Parapappero però pam pam po. Pam pam però. Pam pam però. White. Back. Noble. E c'è il gol subito. Giampaolo Benteke. Quinto gol in stagione. Grande Bente. Subito pareggio. Vai la Morena. Gol di Moreno, l'Arsenal in vantaggio. Niente, sto Leeds non mi convince, però in sto secondo anno, cazzo. La squadra troppo giovane. Tutti sfortunati, alla fine ha preso un gol veramente. Proviamo Tarab, diamo fiducia a Tarab e mettiamo anche Jorginho per uno spento Lalley. Ok. Vai Fioi, cambiamo l'inerzia, andiamo a vincere in casa con sti Fulham, porca miseria. White, Young Ambigua, De Bruyne, White, il piccolo White, per il piccolo Young Ambigua, per il piccolo White. Dai ragazzi, tutti pieni di fango, De Bruyne, Kevin De Bruyne, per Tarabt che fa un... Madonna, Tarabt è inguardabile, cazzo. Bravo portierone. Ma la squadra non c'è, per favore possiamo fare qualcosa. Questo è proprio un, come si dice, un coro comundiano strepitoso. Ragazzi sveglia, non si può non vincere neanche questa. Crisi nera, vi sembra facile sto gioco, primo anno, la grande 110 punti in Serie B, ma in Serie A sta cambiando tutto. Young Ambigua, Mark Noble, chiaramente che 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, per piacere. Vai ragazzi, teniamo duro, portiamola a casa, sembra una vittoria pesante come un film di Fassbinder. Vai, Benteke, De Bruyne, Giorgino chiudila, Jorginho, fuori. Vai, Kevin e De Bruyne per Crackerdone, qualcuno, non c'è nessuno. Dai, tempo passa inesorabile, vai, Kronos, vai. Vai, vi prego, Fio, stiamo ciaparlo adesso. Mancano 2 minuti e 20. Bravo, Cracker. Bravo Cracker Doria, De Bruyne per Benteke, a Ocampos, Lucas, la sbaglia ancora Lucas. Questa vittoria è troppo fondamentale ragazzi. Vai Doria, vai Cracker, vai Kevin, vai Jorginho, non ci arriva. Jorginho è un buon fallo qua. Ragazzi manca 1 minuto e 15 secondi. Portiamola a casa Beppe, Doria. Jorginho, ancora fallo, Jorginho un pazzoide in campo. No, bravo portiere. Pausa. Mettiamo un giocatore che per un secondo, non me ne frega niente. Muoviti, menù. Vai. Werner per standing, ovatione per Benteke. Standing, ovatione per Benteke in inglese puro. Dai Fioi. Andiamo a chiuderla sta partita. Fuori gioco di Jean-Paul Benteke.
Niente, non entra più. Ed è finita! 2-1! 2-1 Peppe! 2-1 Peppe! 2-1 Peppe! Ben fatto, grandissima vittoria pesante, questa giocata molto male, ma comunque sono arrivati i 3 punticini molto Ragazzi, molto secondo Derby bene. delle Rose, con questa volta in Capital One, obiettivo quarti di finale sarà impossibile. 2 cambi rispetto alla parità di prima, Jorginho al posto di Ladley e Grimaldo al posto di White. Raga, andiamo, siamo all'Old Trafford, praticamente partita impossibile. Vediamo, Honda hanno comprato, vabbè, allora se hanno preso Honda possiamo vincere. Ok. Offensiva, ma rischiamo, tanto, guarda. Allora, il Trafford non mi posso difendere, sti qua mi massacrano, dai. Vai, un obiettivo bellissimo ad arrivare ancora ai quarti di Capital One, però stavolta, insomma, l'altra volta con l'Arsenal, stavolta c'è il Liverpool e il Manchester. Sarebbe bello battere ancora una big... No! Cosa ha parato Giampaolo De Gea, fioi? Giampaolone De Gea. Dai ragazzi, crediamoci. Crediamoci che noi in Coppa comunque ci trasformiamo. Infatti siamo riusciti ad arrivare ai quarti di finale in FA Cup e quarti di finale in Capital One, cosa non facile da una squadra di Serie B. Quest'anno potrei fare peggio, teoricamente, aia, gol. Però, nel nostro cammino abbiamo trovato il Manchester United. Dai ragazzi. Come punti a livello di allenatore c'è, diciamo, le coppe importanti in Inghilterra sono chiaramente il campionato e l'FA Cup. La Capital One mi sembra sia considerata coppa da ranking per allenatore, però comunque è una coppa importante da vincere, mamma mia, per il morale, per l'Albo d'Oro, comunque Cume indiano, perché il Cume vuole assolutamente portare a casa più trofei possibili. Finora ho una Sky Bet Championship, una Serie B inglese, non sarà il massimo, però in un anno ci può anche stare. No, ancora Welbeck, gol. Mamma mia. Il portiere sta parlando tutto per il momento. Bravo Yangambiwa. Tom Cleverly, il piccolo Tom. Zero a 0 nella prima frazione di gioco. Non male, non male. Continuiamo così. Oh, attenzione, Doria è deconcentrato, però. È un difensore deconcentrato, non è il massimo, ma è anche il miglior giocatore che abbiamo in difesa, però. Dai, un gol casuale, andiamo a casa, dai, un gol casuale sarebbe bellissimo. Occhio. Occhio, ai, Cleverly. Il buon Cleverly. Due giapponesi. Rigore, non glielo dà. Ocampos, contropiede Litz, Benteke, De Bruyne. Jorginho ancora fallo, Jorginho è un pazzo, ragazzi. Mettiamo Randolph, Austin e Werner per Benteke. Che magari Werner, la pazzia di Werner, ragazzi, un giocatore devastante, 18 anni, può diventare il vero fenomeno di questa squadra, secondo me. Insieme ad Ocampos, le due stelle forse più luminose, anche se sono giovanissime, a mio parere, a mio modestissimo parere. Occhio. Occhio, gol. Ragazzi, il mio portiere mi sta salvando il culo in maniera devastante. Non può andare avanti così, però. Welbeck. Assedio del Manchester, assedio dello United. Non ce la faccio più, ragazzi, no, è impossibile andare avanti così. Vabbè. Proviamo a mettere contropiede. Vai, contropiede. Magari viene fuori il gol casuale, sarebbe bellissimo. Cleverly, ai, gol. Pastore, bravissimo, Beck, vai il contropiedone che ho detto. Vai Ocampos,
Bravissimi! Vai Boga! 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 1-0 di contropiede incredibile! Ha appena cambiato la tattica! Ma stiamo calmi! L'Old Trafford è in silenzio! L'Old Trafford è in silenzio! Ma stiamo calmi! Manca ancora una vita! Manca ancora una vita! 60°! Ma Boga ha fatto qualcosa di strepitoso e Beck un passaggio da fenomeno del calcio! Calma. Calma, 72esimo, mettiamo un altro uomo bello cazzuto in difesa. Calma, sta calmo come. Sta calmo. Mettiamo Ladley per De Bruyne. Vai. Allora mettiamo centrocampista, anzi, ruba palloni. Ruba palloni. Difendere. Difendere. Anche Nobile è distrutto ma non ho più cambi. E anche lui difende. No, non posso. No, posso mettere però anche lui ruba palloni e difendere. Centrocampo granitico adesso per tenere un risultato che veramente la stai zitto come. Stai zitto come. Ho indovinato comunque il contropiede, proprio in un fatalità. Cioè, in ogni caso l'ho indovinata e godo. E godo. In ogni caso, anche se la perdiamo, godo. Calma, calma come. 82. Dai la beffa. Oddio, no, sti rinvii di merda, no, sti rinvii di merda, però no. Perderla così, no. Mamma fuori gioco, cosa aveva parato il portiere? Cosa ha parato il portiere? Mi ha fatto un rinvio di merda, ma il portiere da veramente da elogiarlo. Grazie Sommer, 8.7 per il momento, 88esimo. Ti prego se andiamo a casa con la vittoria, ciao. Tori mi fa quello che voglio. Dai che è finita, dai che è finita, dai che Tori mi... No, 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 adesso no! Ed è finita 1-0, quarti godo! Grandissime, grandissime, grandissime! Ragazzi, siamo contro il Tottenham in casa, voglio confermare la formazione che ha fatto l'impresa con il Manchester. Anche questa partita la voglio provare a giocare in contropiede, visto che è andata bene, magari con le grandi, proviamo così. Certo anche il Tottenham è una squadra comunque forte, sulla carta molto più forte di noi, perché comunque noi ragazzi abbiamo una squadra di giovani, sono giovani pazzi questi, sono i drogati del Leeds, cioè questo è il loro nome, però vediamo insomma. Allora, contropiede, vaffanbrodo, buona fortuna ragazzi, vai. Vai Fio, Giorginio, Giorginio vedo che sarebbe bello vincere qui. No, no, Campos, no, sti errori però col Tottenham, ai ai ai. Bravo Beck, Giorginio che sta conquistando posizioni nelle gerarchie comendiane. O Campos, perfetto per Nobel, che azio! No! Certo che Ocampos ha il genio nei piedi, De Bruyne. Dai ragazzi, dai. Mamma mia. Vai Benteke, Benteke! No! Ma che cazzo ha parato? No, sono sconcertato ragazzi. No, bro, Nobel va in quella... Ma che cazzo di... Ma perché? Ma dai, non fallaccio, l'ho visto anch'io da qua. Cagare. Non ho parole. E difendere anche lui. E adesso sono cazzi nostri, ma porca miseria. Il campionato è così, ragazzi.
Anche un pareggio va benissimo adesso in 10. Ma cosa? Che errore per un giocatore esperto. Il nostro giocatore più esperto, Nobel. Doria. Sono preoccupato adesso. Aia, gol. Eccola. Partita rovinata. Pazienza. Io provo comunque offensiva, però rischio un po' l'imbarcata. Dai, provate a mostrarmi qualcosa di diverso, ragazzi. So che è dura in 10 contro 11 col Tottenham, però... 58esimo, facciamo un po' di cambi, dai. Proviamo Timo. E Tarapt però lo provo a destra stavolta. Vediamo che magari la sua vena realizzativa o cose a destra magari. Chissà, insomma mi scopro il super Tarapt. Gol di Lamela, vaffanculo. 2-0 finita. Finita raga, finita. Vabbè, il campionato però 12esimi siamo. Non siamo ancora pronti per l'Europa. Comunque la dirigenza mi ha dato qualche soldino in più, proprio per la vittoria col Manchester si vede. Ho qualche fondo in più per i trasferimenti. Tarapt. È già monita da fallo con già. No, vabbè, dai. Furto. Classico furto del Tottenham. Squadra di merda che vince le partite a caso. O Campos. Dai. Lucas. Non ci credo, gol di Tarapt a destra. Ah, però le intuizioni ce le ho anch'io. Primo gol di Tarapt a destra, fatalità. Bravi ragazzi, dai, crediamoci. Non ci credo, l'ho azzeccata anche questa, però il Cumendone le azzecca, cazzo. Il Cumendone le azzecca. Però forse non basta, siamo anche in 10, porca mignotta. Dai, proviamoci, dai. Vai portierone, ti prego il miracolo. Il miracolo in 10. Oh. Ma no. Mamma mia. Cosa stava succedendo, fioi? Niente, è finita, vabbè. Pazienza, finita 2-1, ma che cuore alla fine, peccato. Certo che adesso è dura. Il campionato ci ha messi malino, eh. Lecce 12esimo, 13 punti. Siamo molto indietro dalla zona Europa. Non mi presento neanche, abbandono e vaffanbrodo. Vediamo la classifica per capire un po' la proiezione comendiana. Allora siamo 12esimi con 13 punti. Sono le zone calde, siamo a 7-8 punti. Sarà dura ragazzi, però il Cume ci vuole comunque provare. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Cumenda veneziano, lo youtubers italiano. Cumenda veneziano, lo youtubers italiano.